Grazie Giorgio per la linea, un saluto a te e a tutti voi in studio, naturalmente anche a casa. Qui con me l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femociaro. Sì. Ciao a te, piccolo presentatore, e tutti i voti che ci ascoltano da casa. Vabbè, io gradirei ogni tanto essere chiamato per nome. Ma Salvatore? No, Gaetano, non Salvatore, Gaetano. Non è la stessa cosa. Assessore, che dire, innanzitutto come sta? Ma bene, anche se la domanda non è come sta, ma come primavera. È da capire come sta, sì, che domani è il primo giorno di primavera. Però come allora come primavera, se vuole così. Ma sto pulito perché proprio la primavera, no, ti scalda il cuore. È un bel periodo, no? Si arriva dall'inverno, per cui insomma c'è un risveglio bello. Tutto si risveglia, no? La vita che riparte. L'unico neo della stagione è mia moglie che attacca a rompermi i maroni perché ha da depilarsi. No, assessore, abbia pazienza, non è un'immagine bella da regalare. Ne ha neanche da depilare, te dico la verità. Cioè, scusi. D'inverno andiamo in letto a sera e a queste gambe ruspie. E che qui l'altra sera, ma notate che mica caldo col pigiama del pile. Che pile, pensa come che è messa. Vabbè, capisco che possa essere una cosa fastidiosa. Mi dà fastidio, mica c'è poche robe che mi dà fastidio. Dove me ne dà fastidio? Le gambe delle mie mogli e il ringo. E a parte bianca, presente a parte bianca di ringo? Sì, la crema di ringo. Ma per cosa fai a parte bianca del biscotto? Fai tutti e due di cioccolata? Nessuno non gli piace a parte bianca di fai di cioccolata tutti e due? Cosa che io devo continuare a fare i due tocchi e il bianco? Cava il bianco, fai tutti e due, non esempio buoni i neri. Scusi. Mi fai diventare matto. Li chiamano hanno fatto tutta una... Ma per quale motivo lei si Le multinazionali dovrebbero agire diversamente? Scusi, allora sulle multinazionali si potrebbe parlare per ore, non certo della composizione di ringo, ma non voglio entrare in questo discorso, capisco. Piuttosto, periodo di elezioni europee. Bravissimo. Sì. Periodo di elezioni europee, so che lei ha un progetto in particolare che vuole sottoporre proprio all'intera Europa. All'intera Europa. Che progetto abbiamo è? proposto noi di Molto Buio Femociaro, la nostra proposta di patente autostradale a punti. È interessante come dinamica. Di cosa consiste? Osservando i fenomeni che girano in autostrada. Che tipo di fenomeni? I semini praticamente. No, ma come le chiamano? Noi abbiamo deciso, non è che basta la patente a punti, per qui che va in autostrada servirebbero proprio delle azioni specifiche per cavargli i punti in base ai comportamenti autostradali. Il primo comportamento penalizzante è cavare punti a chi fa benzina in autostrada. Perché scusi, cosa c'è di male fare benzina in autostrada? Ma sta attento, con tutto quello che costa la benzina in autostrada, va a fare il pieno fuori? Ti direi, sì, ha bisogno, cosa ha avuto avere bisogno? Una macchina fa 900 km, vai a Napoli tutti i giorni, fuori a testina. Vabbè, può succedere, quindi togliere punti a chi fa benzina, non mi sembra una cosa da... Però... Secondo cosa, cavare punti a cui che non ha il telepass, ma va a corsia del telepass, Maria Vergine. Succede, questo è vero, succede spesso. Però insomma può capitare che uno sbagli. Può capitare, al caseo prima metterti frecce gialli, ti dice telepass, cosa si deve fare? No, finisce, e ora ti vedi chi se l'hanno... Fermi e a sbarra sta ferma diventa rosso il semaforo. Ansia, ti senti l'ansia di quella persona che viene in caldo, che viene in caldo. E ora ti vedi che si attacca i ciari rossi del drio, mette a retro e fa spostare tutta la colonna del drio, no? Perché ieri noi abbiamo il telepass. Fermi, devi stare fermi, aspettare che lo metto versa. Non hai ancora capito. Questi bisogna cavargli i punti. Certo. Questi sarebbero i primi due motivi. Sono curioso di sapere il terzo. Il terzo e più importante motivo è senz'altro cavare punti a chi che va in autogrill, italiani, che crompano affettati in vaschetta, insaccati, che compra salami e soppresse in autogrill. Ma va da un beccaro a 3 km fuori dall'autogrill, chi sei più buoni te spendi anche a manco, capisci un tedesco in ferie, ma gli italiani... Guarda, una volta ho cattato uno da Padova che conoscevo, in casa all'autogrill del Termini Ugani che ha tolto una soppressa e il ringo, buono che ho più visto. Vabbè, Suso! No, allora assessore, non offendiamo, questo è un progetto, chissà se passerà, non è certo il primo progetto particolare che lei ci propone. Pertanto noi ti diamo la linea di nuovo, Giorgio, grazie a tutti voi che ci seguite da casa, con grande pazienza. Devo finire? Sì. Visto darmi uno strappo fin casa? Perché, senza macchina? Sì. Ha portato dal meccanico? Ma mi ha ritirato la patente. Perché? Ho desfatto la sbarra di un telepass.
Perché no, uomini? E se non per sbaglio e facevo spostare tutti quelli. No, ovvio che no, se no gli ritirano la patente. Sì, sì, sì.